Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Omicidio a Palermo, un sedicenne uccide un uomo di 69 anni fracassandogli la testa al villaggio Santa Rosalia. Il ragazzo confessa e viene portato in carcere al minorile Malaspina. Mi sono difeso da avance sessuali, aveva detto, ma la dinamica e il movente non convincono gli investigatori. 7 persone intossicate a Palermo dopo aver mangiato tonno rosso, uno è in terapia intensiva. I carabinieri del NAS sono risaliti alla pescheria che l'ha venduto. Sferracavallo caccia alle armi utilizzate per le continue intimidazioni mafiose ai commercianti, mentre spunta un video con una delle sventagliate a colpi di Kalashnikov. I 5 Stelle chiedono al prefetto un presidio di polizia permanente nel borgo alle porte di Palermo. Peppino impastato 48 anni dopo. Cinisi ricorda il giovane attivista che denunciava la mafia, ucciso per vendetta da Cosa Nostra. Ravanusa prova a voltare pagina dopo la tragedia di 5 anni fa in cui persero la vita 9 persone. Presentati gli interventi di rigenerazione urbana nell'area colpita. A Catania un nostro servizio denuncia sullo stato di abbandono di una nuova piazza, solleva un interrogativo. Chi l'ha intitolata? Rosa Balistreri, perché l'amministrazione comunale non era al corrente. Calcio, il Palermo perde 2-0 a Venezia, adesso la formazione di Inzaghi attenderà la vincente di Catanzaro Avellino per la semifinale play-off, andata domenica 17, ritorno al Barbera il 20 maggio. In Serie C il Catania ultimi giorni di ritiro a Veronello. In chiave playoff sarà importante ritrovare i numeri difensivi che hanno caratterizzato gran parte della stagione. Bentrovati, dunque una ultima ora appena giunta dalle agenzie a Palermo, un altro omicidio. Un uomo è stato trovato morto in un'auto a Palermo con ferite al volto e anche alla testa. Indagini in corso, a lanciare l'allarme il fratello. Leggiamo dall'Ansa si indaga sulla morte di un uomo di circa 30 anni trovato senza vita dentro una Smart in viale Michelangelo a Palermo. A lanciare l'allarme, come abbiamo detto, è stato appunto il fratello. Sono arrivati i sanitari del 118, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Sembra che abbia ferite al volto e alla testa. Ovviamente vi terremo aggiornati su questa ultima ora. Ancora sangue sulle strade di Palermo e proprio a Palermo è stato fermato il sedicenne che ha confessato di aver ucciso il vicino di casa. Non convince però gli investigatori la storia delle molestie sessuali come movente del delitto. Il ragazzo ora è stato fermato ed è rinchiuso nel carcere minorile del Malaspina, accusato appunto di omicidio. Sentiamo tutti i dettagli da Manlio Viola. È stato fermato con l'accusa di omicidio e trasferito nel carcere minorile Malaspina il sedicenne che ha confessato l'omicidio del vicino di casa, il 69enne Pietro De Luca, infermiere in pensione. La storia raccontata dal ragazzo non ha infatti convinto gli investigatori. Circostanze e movente restano avvolte nel mistero. Il minorenne si è presentato intorno a mezzanotte alla squadra mobile di Palermo per confessare di aver ucciso l'uomo ed ha indicato dove trovare il corpo. Agli investigatori il ragazzino ha raccontato di essere stato invitato a bere qualcosa dal proprio vicino di casa mentre accudiva alcuni animali sul terreno del padre. Il minorenne dice di aver accettato una bibita alcolica proprio perché conosceva De Luca, ma poi sarebbero scattate le avance sessuali. Ne sarebbe scaturita una lite al culmine della quale il ragazzo avrebbe colpito l'anziano con un tubo trovato sul posto, uccidendolo. Dopo ore di rilievi però sono parecchi i dettagli che sembrano non coincidere fra il racconto del ragazzino e i riscontri di scientifica e analisi cadaverica preliminare del medico legale. De Luca sarebbe morto almeno 12 ore prima rispetto ai tempi indicati dal minore. Il ragazzo avrebbe poi
mandato degli SMS alla moglie della vittima dal telefono della stessa vittima per non far insospettire la famiglia. Qualcosa non tornava già anche ai vicini di casa, che si erano stranizzati nelle ore immediatamente precedenti alla confessione. A noi nel palazzo ci è sembrato strano, a quell'ora ancora qui nel terreno ci è sembrato strano, ma abbiamo pensato magari un malore, si è sentito male. Abbiamo sentito la moglie che gridava. Dice mio marito. Al vaglio degli inquirenti adesso il vero movente è la possibilità che il ragazzino possa essere stato aiutato da qualcuno. Mangiano tonno e finiscono in ospedale, in 7 finiscono appunto in osservazione, 1 addirittura in terapia intensiva. A Palermo i carabinieri dei NAS sono risaliti poi alla pescheria che ha venduto la merce. Forse si tratta della sindrome dello sgombroide. Sentiamo i dettagli da Orazio Longo. 7 persone sono state ricoverate in diversi ospedali di Palermo colpite da intossicazione dopo aver mangiato tonno rosso. Il più grave si trova nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Villa Sofia, gli altri sono in osservazione, in 3 fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il sospetto è che il pesce potesse contenere un alto livello di istamina, una sostanza tossica che deriva dalla degradazione della carne del tonno, ma anche delle sarde, delle acciughe, delle sardine e dello sgombro, che a dosi elevate può causare la sindrome appunto detta sgombroide, che principalmente provoca mal di testa e prurito similmente a un'allergia dopo aver mangiato pesce mal conservato affetto da una accelerazione nella decomposizione. Questo perché si interrompe in modo non corretto la catena del freddo che conserva il pesce dal mare alla tavola. I consumatori che hanno accusato i sintomi tipici dell'intossicazione si sono recati tutti al pronto soccorso. I carabinieri del NAS hanno individuato la pescheria dove è stato venduto il tonno. L'esercizio commerciale aveva distribuito oltre 200 kg di pesce tracciato. I militari del nucleo antisofisticazioni, insieme ai colleghi della stazione Olivuzza, hanno sequestrato un tonno che era pronto per essere messo in vendita. A Sferracavallo e caccia al Kalashnikov utilizzato nelle continue intimidazioni mafiose. Non si esclude possa far parte dell'arsenale della cosca dell'anziano boss Lo Piccolo, arsenale mai ritrovato. Intanto i 5 Stelle chiedono al prefetto di Palermo un presidio di polizia permanente nella borgata Manlio-Viola. Bottiglie incendiarie e Kalashnikov è un mix letale, quello entrato in azione ormai da 6 o 7 mesi fra Sferracavallo, Tommaso Natale e nell'intera area del mandamento mafioso di Resuttana San Lorenzo a Palermo. Le forze dell'ordine hanno imboccato una pista precisa per le indagini grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, fra cui il video del danneggiamento a colpi di mitra nei confronti di un'auto rimessa lo scorso 9 di aprile. Gli inquirenti sono alla ricerca di un arsenale che rappresenta forse un mito di Cosa Nostra, le armi del clan Lo Piccolo. Nonostante la condanna degli anziani boss della famiglia, i Kalashnikov che costituivano quell'arsenale del gruppo armato di San Lorenzo, secondo i racconti dei pentiti almeno, non sono mai stati trovati. Intanto i cittadini chiedono più sicurezza. Ieri pomeriggio il Movimento 5 Stelle ha incontrato il prefetto di Palermo. Abbiamo chiesto un rafforzamento immediato dei controlli e l'istituzione di un presidio stabile delle forze dell'ordine nella borgata. Abbiamo trovato nel prefetto dottor Mariani grande sensibilità, ascolto e attenzione concreta. Il prefetto si è già attivato per avviare le necessarie valutazioni. È un segnale molto importante. Lo Stato è vicino ai cittadini di Sferracavallo. Nel frattempo serve il rafforzamento dei controlli interforze, visto che i commissariati più vicini si trovano a Pallavicino e a Mondello e la stazione dei Carabinieri ancora più distante forse, a Isola delle Femmine. Peppino impastato 48 anni dopo. Oggi Cinisi ricorda l'eroe dei 100 passi che denunciava senza sosta la mafia, ucciso per vendetta da Cosa Nostra. Era il 9 maggio del 78. Il mandante, Tano Badalamenti, finito all'ergastolo, aveva inscenato un falso attentato alla ferrovia per depistare le indagini. Gullà. Il 9 maggio di 48 anni fa, mentre l'Italia era sotto shock per il ritrovamento a Roma del cadavere di Aldo Moro, a Cinisi, in provincia di Palermo, Peppino Impastato moriva a 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una carica di tritolo posta sotto il suo corpo, adagiato sui binari della ferrovia. Ucciso per le sue denunce contro Cosa Nostra, si ribellò al sistema mafioso con coraggio e ironia, denunciando l'attività dei boss a Cinisi, in particolare quella di Tano Badalamenti. Lo fece attraverso la radio libera che fondò nel 1977, Radio Out. Cinisi ricorda Peppino Impastato con diverse manifestazioni. Questa mattina presidio davanti il casolare dove l'attivista fu ucciso. Lo ricordano così i suoi amici. Peppino era stato ammazzato dalla mafia
in un modo barbaro. La mafia in genere quando vuole ammazzare qualcuno gli spara oppure lo fa scomparire. Peppino era diverso, Peppino era un militante politico e come tale a quei tempi doveva comparire come un terrorista. Quindi fatto saltare in aria e fare tutta la messiscena del terrorista che vuole fare saltare i binari. E poi c'è anche chi la sera prima dell'omicidio si trovava proprio in compagnia di Peppino Impastato. A quasi 5 anni dalla tragedia che sconvolse Ravanusa, presentati questa mattina gli interventi di rigenerazione urbana nell'area del crollo causato dall'esplosione dell'11 dicembre del 2021, costata la vita a 9 persone. In Via delle Scuole la visita del presidente della regione siciliana Renato Schifani. Sentiamo e vediamo il servizio di Davide Sarto. Ravanusa prova a voltare pagina dopo la tragedia dell'11 dicembre 2021, quando il crollo di alcuni edifici provocato da un'esplosione costò la vita a 9 persone. Un'intera comunità fu sconvolta in pochi istanti, con una ferita ancora oggi viva tra i familiari delle vittime e nei luoghi segnati dal disastro. In questo contesto sono stati presentati gli interventi di rigenerazione urbana nell'area colpita in Via delle Scuole. Presente tra gli altri il presidente della regione Renato Schifani, accolto dal sindaco Salvatore Pitrola. Contiamo di battere ogni record, naturalmente con la buona volontà di tutti, dell'amministrazione. Oggi celebriamo una vittoria del sistema, abbiamo fatto squadra la volontà dei politici, delle istituzioni che volevano dare una risposta a chi ha subito questo dramma. Ci siamo riusciti, ma continueremo naturalmente a non distrarci perché l'impegno deve essere massimo e lo sarà. Un progetto di riqualificazione per ridare nuova vita al quartiere e dare un segnale concreto alla comunità di Ravanusa. Questo posto, da luogo di tragedia, deve trasformarsi in un luogo di rinascita e questo stiamo facendo sin dal primo giorno, da quando ci siamo messi al lavoro, perché questa ferita merita di essere riimmaginata. Un momento carico di emozione e memoria, del segno della ricostruzione e della rinascita. I comuni siciliani ancora alle prese con i danni del ciclone Harry. Ad Aci Castello, nel catanese, l'amministrazione ha dato il via a interventi tampone sul lungomare Scardamiano. I residenti ai nostri microfoni, dicono il rischio è che dei rattoppi diventano poi definitivi. Emanuele Corsi. Ci vuole del tempo, vediamo se ce la fanno, ma non ce la fanno. È corsa contro il tempo nei comuni del litorale ionico pesantemente danneggiati dal ciclone Harry per ripristinare le aree colpite dalle mareggiate e salvare la stagione estiva. Qui siamo sul lungomare Scardamiano di Aci Castello, che si presenta ancora così. Circa 1 chilometro di strada è ancora interdetto. L'amministrazione ha stanziato più di 400.000 euro di fondi per interventi di somma urgenza iniziati a fine aprile, che però non convincono i residenti. Vorrei essere rassicurata sul fatto che questi lavori di ripristino, che sono di rattoppo, si vede anche il cemento al posto del basolato, le ringhiere, questo è il lungomare dei muretti, non è il lungomare delle ringhiere, quindi che venga ripristinata l'architettura originaria, e vorremmo essere rassicurati su un intervento di riqualificazione fatto a dovere. La situazione in questo momento è ancora molto critica, e soprattutto per la zona questa che c'è alle mie spalle del vecchio depuratore, che è rimasto insomma così devastato. Poi c'è anche un problema igienico-sanitario. In tutta l'area vige il divieto di balneazione a seguito dello sversamento di reflui fognari dalla stazione di sollevamento del lungomare Ciclopi, e l'odore di fogna è forte. Tutta l'estate ci sono 40 gradi, anche più in estate, siamo con le finestre chiuse, perché aprire le finestre è impossibile. Nonostante i divieti, gli stabilimenti hanno iniziato i lavori in vista della stagione estiva. In mancanza di una progettualità, la paura è che uno dei lungomari più belli della costa rischia di rimanere definitivamente così. L'amministrazione penso che sicuramente si deve adoperare per un progetto di riqualificazione del lungomare.
A Catania adesso un incendio ha causato grossi danni in uno stabile, in un palazzo di Librino. 5 persone sono finite in ospedale in via precauzionale. I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti nel pomeriggio in un palazzo appunto del rione Librino per un incendio nel vano contatori elettrici del palazzo. I pompieri intervenuti hanno provveduto all'evacuazione degli occupanti dell'edificio utilizzando anche una scala aerea, alla messa in sicurezza appunto dell'area e allo spegnimento delle fiamme che hanno provocato annerimenti da fumo, danni agli impianti elettrici e anche rottura di numerosi vetri delle finestre condominiali. 5 persone, come dicevamo, in via precauzionale sono state affidate alle cure del personale del 118, poi portate in ospedale. Adesso ovviamente sono in corso accertamenti presenti sul posto carabinieri, personale tecnico dell'Enel. Considerati i danni provocati dall'incendio alle parti comuni, si renderanno necessari urgenti interventi tecnici di verifica e di messa in sicurezza degli impianti. Ovviamente le persone hanno dovuto abbandonare il palazzo. Rimaniamo a Catania e parliamo di Catania, della città e dei suoi paradossi. Un nostro servizio denuncia sullo stato di abbandono di una nuova piazza ha sollevato un interrogativo. Ma chi l'ha intitolata a Rosa Balistreri? Perché l'amministrazione comunale non era ancora al corrente. Queste domande le ha poste Tonino De Mano. Ora, ma che bella questa piazza, ma dove ci troviamo? Veramente non glielo so dire, non so neanche il nome perché non esce neanche nel navigatore. Non so da dove derivi la denominazione Piazza Rosa Balistreri, perché non si chiama così per quel che a me risulta. In realtà non lo sa nessuno da cosa derivi il nome di questa piazza, chi l'abbia intitolata Rosa Balistreri e perché. Persino l'amministrazione comunale di Catania non era al corrente. Il mistero è servito, l'unica certezza sono questi 2 improvvisati cartelli che rendono un tributo alla cantantessa siciliana, almeno così si vince. Non c'è stata nessuna comunicazione per dare un nome a questa piazza, quindi io la definirei Piazza X. Questa in teoria non ha mai avuto un nome, questa piazza. La commissione toponomastica non si è mai riunita per assegnare un nome a questa piazza, quindi ci sembra incredibile che qualcuno abbia così intitolato la piazza. Dal giallo della piazza al verde, fino a mercoledì talmente rigoglioso da ricoprire ogni cosa. È bastato un nostro servizio denuncia per ricordarsi non tanto il nome, ma che quella piazza in fondo andava anche curata. In questa città le questioni ordinarie, gli interventi ordinari diventano straordinari. Da anni denunciamo la carenza di personale. Ripulirle non è stato facile, non tanto per le difficoltà logistiche, ma per la mancanza di personale e in particolare di giardinieri. I giardinieri del comune di Catania sono 4 o addirittura 10, ma poco cambia. Negli anni 90 quanti erano? Negli anni 90 circa 100 giardinieri. Ora bisognerà mantenere in ordine la piazza, ma quale? E qui Piazza Balistreri? Prima del prossimo servizio un piccolo aggiornamento sull'ultima ora di apertura, perché in questo momento ci sono decine di famiglie, ci sono tantissimi familiari della vittima di cui vi raccontavamo prima, l'uomo che è stato trovato morto a Palermo nella propria auto in viale Michelangelo a Palermo. L'omicidio, il presunto omicidio, anche perché l'uomo ha delle ferite al volto e alla testa, è avvenuto all'incirca un'ora fa. Vedremo se riusciremo a darvi ulteriori informazioni nel corso del telegiornale e mostrarvi anche le immagini. Intanto ritorniamo a Catania per una festa, la festa della comunità di Sant'Egidio, che festeggia, pensate, i 58 anni. Celebrazioni in cattedrale. L'arcivescovo Renna dice le scuole di pace sono luoghi dove si realizza il disarmo. Orazio Longo. Il popolo di Sant'Egidio, come viene indicato, gente di ogni età e condizione sociale insieme a senza fissa dimora, anziani, rifugiati. I 58 anni della comunità sono stati festeggiati a Catania, in cattedrale, a presiedere la celebrazione religiosa il vescovo Renna. Un anniversario che corre in un periodo particolare della storia mondiale, dove la ricerca della pace rimane punto nevralgico della politica internazionale. La comunità di Sant'Egidio ha sposato il Vangelo della pace da sempre, anche con delle missioni particolari. Penso a tutte le trattative fatte alcuni anni fa nel Madagascar, ed è per questo motivo che Papa Francesco aveva affidato al Cardinal Zuppi, che dalla comunità di Sant'Egidio proviene, anche un dialogo in un momento in cui la pace cominciava a franare. Le scuole di pace penso che siano i luoghi nei quali si realizza quel
quel disarmo dei cuori che ci porta poi a pensare diversamente anche alla pace al mondo intero. Una presenza costante quella di Sant'Egidio a Catania in una Sicilia piena di emergenze. Una terra in cui Sant'Egidio arriva nel 94, in un Vangelo che porta anche il carisma di Sant'Egidio in tanti luoghi e che in qualche modo negli anni ci ha preparato per esempio alla grande sfida dell'accoglienza. E poi c'è il tema della corruzione, che è una delle piaghe della nostra terra, che dobbiamo con energia mandar via dalle nostre dinamiche di cittadini. E allora, a partire dall'esperienza delle piccole scuole della pace, le scuole in cui bambini italiani, stranieri, cristiani, musulmani allontanano il muro della divisione della cultura, della religione differente o del razzismo, ecco, imparando dai più piccoli a stare insieme allontaniamo ciò che divide. In provincia di Ragusa 180 studenti protagonisti di un'esperienza unica tra formazione e volo promosso dall'Aeronautica Militare. Il corso gratuito di cultura aeronautica ha fatto conoscere da vicino, tra lezioni e attività pratiche, il bello di vivere sulle nuvole, come ci racconta Veronica Barbarino. Il rumore delle pale che tagliano l'aria. Ragusa, Modica, Comiso e il mare visto dall'alto, l'emozione degli studenti. Il volo è andato benissimo, è stata un'esperienza bellissima e unica. Il volo è stato emozionante, è stata una cosa totalmente diversa a quello che eravamo abituati all'aereo di linea. 2 settimane in cui, dopo un'intensa formazione teorica e un test, si è passati all'attività pratica di avvicinamento al volo. I giovani hanno bisogno di conoscere nuove realtà. La prima fase teorica, dove vengono date informazioni generali sul mondo del volo, che va dalla tecnica del volo alla meteorologia, a nozioni di meccanica, nozioni di come si porta un aeroplano, con un test finale. Dopo il test vivranno in primis l'ebbrezza del volo, guardando, ammirando dall'alto una delle più belle zone d'Italia. Il corso, gratuito e facoltativo, consente anche di ottenere punteggi utili per i concorsi in aeronautica militare, rappresentando un primo passo concreto verso una possibile carriera nel settore. Il mio sogno, diciamo, è diventare controllore del traffico aereo. Voglio proseguire in questo campo, voglio provare a diventare pilota. Un'esperienza che va oltre la didattica, diventando un'occasione concreta di orientamento per il futuro. Ritorniamo in studio, siamo in grado di mostrarvi le prime immagini che ci arrivano da Palermo per l'ennesimo omicidio in strada. Ve le mostriamo, quelle che vedete sono proprio i momenti concitati subito dopo l'omicidio, perché un uomo è stato assassinato a colpi di pistola in faccia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso. Come vedete decine e decine di persone, tra cui appunto i familiari dell'uomo ritrovato all'interno di un'auto, di una Smart in Viale Michelangelo, appunto a Palermo. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, come avete potuto vedere. Cambiamo adesso argomento e andiamo alla musica. I Tiro Mancino arrivano in Sicilia con Quando meno me lo aspetto tour. Un grande ritorno, quello della band di Federico Zampaglione. A Catania venerdì 15 e a Palermo sabato 16. Ferlito. Dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la vodka con acqua tonica. C'è una musica che non passa, che resta, e quando torna lo fa con ancora più forza. I Tiro Mancino riaccendono le emozioni e scelgono ancora una volta il teatro, il luogo più intimo per incontrare il pubblico. Dopo il successo del tour celebrativo dei 25 anni della descrizione di un attimo, la band guidata da Federico Zampaglione annuncia Quando meno te l'aspetti tour, un nuovo viaggio musicale che attraversa l'Italia e arriva anche in Sicilia. È sempre bello suonare davanti al pubblico siciliano perché è un pubblico stimolante, un pubblico esigente, però anche molto caldo e comunicativo. È amore impossibile quello che mi chiedi. 2 tappe attesissime, il 15 maggio al Teatro Metropolitan di Catania e il 16 al Teatro Golden di Palermo. Ogni brano è un pezzo di strada, un'emozione vissuta e poi consegnata alla musica. È un concerto molto dinamico, un concerto che ha dei momenti più tirati, più rock, più ispirati al blues anche.
E poi ci sono dei momenti più intimi, riuscito a fare di una grande passione un mestiere, questo mi emoziona tutte le volte che ci penso. Ci fermiamo per una pausa, tra poco torniamo con lo sport e il calcio. Torniamo in studio con lo sport e il calcio. Il Palermo chiude con una sconfitta indolore a Venezia, 2-0 per i lagunari nell'ultima giornata di campionato. Dopo un ottimo primo tempo con un palo e una traversa colpiti da Duron e Palumbo, nella ripresa gli uomini di Stroppa cambiano ritmo e vincono il match. Adesso per i siciliani inizia l'attesa per i play-off. Marco Gulla. Una sconfitta che non fa male, ma che deve comunque far riflettere sullo stato di salute della squadra in vista dei play-off. Il Palermo nell'ultimo atto del campionato perde 2-0 a Venezia, già promosso da una settimana in Serie A. Adesso la formazione di Inzaghi attenderà la vincente di Catanzaro Avellino per giocare la semifinale play-off, andata domenica 17 maggio, ritorno al Barbera il 20 maggio. Tornando alla gara di ieri, il Palermo ruggisce subito, Leduaron colpisce il palo da buona posizione, poi è Palumbo a timbrare la traversa, grave movimento in aria e palla che non entra dopo la grande parata di Stankovic. Rosa sfortunati, Venezia che attende ma che non morde, nella ripresa però cambia tutto, lagunari che hanno bisogno della vittoria per tornare primi in classifica dopo il vantaggio del Frosinone e allora è Doumbia a trovare immediatamente la rete dell'1-0. Ecco allora che il Venezia schiaccia il rosanero e inizia a fare la conta dei pali. Prima la traversa di Lauperbach, subito dopo altra traversa del Venezia. Quique Perez di testa centra il legno. Ceccaroni intanto si divora la palla del pareggio alzando di testa da ottima posizione. Chance sprecata. Poi Compagnon, altro palo e nel finale sempre lui sigla la rete del 2-0 che chiude il match. Per il Palermo serata amara, c'è tempo per rifarsi. Ai playoff vietato sbagliare. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Purtroppo dovevamo segnare, se non fai gol poi dopo nel secondo tempo il Venezia è venuto fuori e ha meritato di vincere, però mi tengo la prestazione. Adesso è chiaro che nel secondo tempo la testa è andata un po' a domenica, adesso dobbiamo fare dei grandi playoff e andarci a prendere quello che sappiamo. Ci fermiamo ancora per una pausa, torniamo tra pochissimo. Ritorniamo in studio, ancora il calcio, lo sport, perché il Catania affronta gli ultimi giorni di ritiro a Veronello, dove domani è previsto un test in famiglia. Fra poco più di una settimana all'esordio nei play-off, quando servirà anche ribadire i numeri difensivi che hanno caratterizzato la stagione, come ci racconta Marco Carli. L'importanza di avere una difesa granitica. Il Catania ha mantenuto la miglior retroguardia del girone, 25 reti subite. Solo il Benevento promosso è vicino ai rossazzurri, 28 reti al passivo. Le altre, compresa la Salernitana, sono a distanza siderale. Se si guarda dentro le cifre si nota una differenza sostanziale fra la media dei gol subiti fino alla 32esima giornata, quando il Massimino era un fortino totalmente inviolato. I rossazzurri avevano raccolto in fondo alla propria rete solo 18 palloni, poco più di mezzo gol a gara. Nelle ultime partite, considerando anche la parentesi Viali, i dati sono diversi. Dalla 33esima, quando cioè col Casarano gli etnei hanno subito la prima rete in casa, la media dei gol presi a partita è salita a 1,16, fino a raggiungere il gol e mezzo a gara nelle ultime 4. I numeri da soli non spiegano tutto, ma quando Toscano parla di certezze si riferisce sicuramente anche alla chiave difensiva. Se il Catania saprà ritrovare la solidità che nelle prime 32 giornate è mancata solo 2 volte, a Cosenza e a Potenza col Sorrento, saprà garantirsi una chiave importante per gli spareggi promozione. Certo non c'è la sicurezza di Di Gennaro, ma soluzioni e interscambiabilità non mancano nemmeno nel reparto arretrato, da Celli ad Allegretto, da Ierardi a Pieraccini, tutti giocatori adattabili, anche l'ultimo con caratteristiche di velocità che potrebbero renderlo utile pure al centro, dove possono prendere posto Miceli e Carnielutti. Tante soluzioni per un unico obiettivo, da coltivare insieme al resto della squadra, compreso ovviamente un portiere come Dini, spesso autore di ottime parate. Chiudere la porta per play-off più sicure.
Prima di chiudere ancora un aggiornamento sull'ultima ora che abbiamo dato in apertura, perché c'è stato un altro omicidio a Palermo, il secondo in 24 ore, un uomo di 30 anni, è stato appena comunicato anche il nome, Giuseppe Barrile, è stato trovato morto in auto nel quartiere CEP. Quelle che vedete sono le immagini di poche ore fa, quando è avvenuto l'omicidio. L'uomo Barrile è stato trovato con il volto sfigurato all'interno dell'auto in viale Michelangelo, appunto all'altezza del CEP, anzi in via Paladini, sempre nel quartiere CEP. Queste sono le immagini appunto di quello che sta accadendo. Indagano i carabinieri in questo secondo omicidio. Proprio poche ore prima aveva confessato un altro omicidio un ragazzo di 16 anni. Grazie per essere stati con noi per questa edizione di TG Sicilia è tutto. Gli aggiornamenti nel corso delle prossime ore. Grazie ancora, arrivederci, buona serata.